Molte informazioni utili, è stato anche abbastanza specifico, comunque è stato interessante. I contestatori di questa mattina come l'avete vissuti? Boh, non mi è interessato più di tanto in realtà quello che dicevano. Lo scopo scientifico è stato molto utile, ci ha presentato dei diversi dati e I contestatori di questa mattina che erano qua fuori, cosa dite? no, non vogliamo parlarne. Non mi esprimo perché ognuno può pensare le idee che gli passano per la testa, però ci sono dei fatti che anche oggi già spiegato e bisognerebbe più attenersi a quelli. Questo è il commento degli studenti del liceo Quadri che hanno assistito in classe alla lezione tenuta online dal noto virologo Matteo Bassetti, contestata prima dell'ingresso a scuola dal movimento No Green Pass. Lezione annunciata i giorni scorsi aveva fatto piombare l'istituto nel mirino dei contestatori, alcuni genitori e docenti di altre scuole, per aver invitato il primario infettivologo del Policlinico San Martino di Genova a parlare di Covid senza avere un contraltare, il senso della protesta. In ingresso gli studenti, diversi studenti, si sono irritati per questa manifestazione. Non avevo dubbi che insomma, gli studenti fossero, come dire, capaci in senso critico anche di distinguere, no? Se la scuola voleva loro indurre un pensiero unico. Scelta quella di chiamare Matteo Bassetti, rivendicano i dirigenti, nata con intento di divulgazione scientifica e didattica, in linea con altre lezioni tenute da altrettanti esperti, rivolta al pubblico di studenti per dare continuità al percorso di curvatura biomedica. Ci sono stati degli interventi interessanti, degli interventi per capire l'origine, ad esempio, del virus, ma non ci sono stati interventi o pro o contro il vaccino, non era questo e gli studenti l'hanno colto, non era questo il problema. E nel pomeriggio lo stesso Bassetti ha affidato ad un post su Instagram il suo commento. Nonostante le polemiche sollevate dai soliti contestatori di professione, si legge, ho notato un grande interesse all'approccio scientifico da parte degli studenti. Speriamo lo trasferiscano i loro genitori che in alcuni casi, dice, avrebbero bisogno di tornare a scuola anziché in piazza.